2 giorni importantissima in questa vetrina di lusso, alle nostre spalle gli yacht, ma una 2 giorni importante di tanti appuntamenti che però dobbiamo un po' sintetizzare. Sì, 2 giorni di festa per prima cosa, un incontro, un'occasione perché gli operatori del chartering, i broker, e i yacht piccoli e grandi si incontrino, ma soprattutto uno spazio di riflessione. Quest'anno su 2 temi abbastanza particolari. Uno è il benessere degli equipaggi, cosa a cui noi come Marina teniamo molto, che accompagniamo nella loro vita nel corso della loro permanenza in Marina, e di cui ci preoccupiamo per capire quali sono le prospettive che loro hanno di benessere anche quando sono a bordo durante la navigazione. E quest'anno c'è stata questa bella conferenza in cui abbiamo raccontato la verità, si intitolava così la conferenza. Sono arrivati dei trainer americani, esperti proprio anche di welfare e di benessere, quindi a bordo degli equipaggi, ci hanno raccontato un po' le cose che succedono, le cose che vengono un po' così anche ingigantite dai media televisivi, e così abbiamo raggiunto un po' la coscienza di quella che è la vita a bordo, una vita sicuramente faticosa, ma per tratti anche affascinante. Questi giovani ragazzi che viaggiano per il mondo e che poi si sentono un po' soli, un po' lontani da casa, insomma. L'altro momento di riflessione invece è stato sul futuro della nautica, in particolare sull'applicazione delle energie rinnovabili nell'ambito della nautica di porto. Questo ha interessato motori, propulsioni nuove, l'idrogeno, l'elettrico, un po' il punto della situazione, cosa con la quale noi come Marina teniamo molto, perché su questo fronte siamo molto impegnati, sia perché abbiamo di recente installato un impianto fotovoltaico abbastanza potente che ci rende autonomi per oltre il 20% dei nostri consumi nel porto, e sia perché siamo attraverso un accordo che abbiamo fatto con gli operatori commerciali nella distribuzione di energia nei porti turistici a livello internazionale, abbiamo chiuso un accordo e siamo pronti ad erogare idrogeno sulle nostre banchine. L'idrogeno è sicuramente una delle soluzioni del futuro per il miglioramento della sostenibilità dell'ambiente, non è l'unica, e quindi abbiamo voluto fare un po' il punto della situazione. Sono emerse considerazioni molto molto interessanti che ci aiuteranno poi ad attrezzare il Marina nella maniera più efficace e rispondente a queste esigenze. Per chiudere quindi uno sguardo pieno al futuro, no? Di questa splendida situazione che c'è all'interno di Genova, che è la Marina di Genova. Quindi in quale prospettiva guardate al futuro? Bene, sicuramente una prospettiva di brevissimo termine, che fra un po' comincia la stagione e ci stiamo preparando ad accogliere le barche nella maniera più efficace ed efficiente possibile. E poi invece con un occhio al cambiamento in corso, di vario tipo, non solo energetico, non solo tecnologico, ma anche ambientale, anche, come dire, anche meteorologico, no? Bisogna prepararsi e essere coscienti che siamo in un momento in cui le cose stanno cambiando, seguire il trend e capire come attrezzarsi per il futuro.